siccome in qualche modo sono venuto anch'io ovviamente a contatto con la realtà, soprattutto della Varresia, ci tenevo a dire alcune cose. Uno perché confermo ovviamente quanto già sostenuto dai colleghi Novelli e Sibau circa il sentimento che può avere questa parte di popolazione circa una loro identità, e effettivamente questo viene poi sottolineato e portato avanti in più occasioni, e anche è stato fatto in commissione, perché Novelli prima parlava di malato terminale. Io in realtà pensavo che questa proposta di legge fosse morta addirittura in quel momento, nel momento in cui l'unica associazione che abbiamo ascoltato in commissione ha detto non andate avanti con questa legge, per motivi magari opposti ovviamente a quelli del collega Gabrovez, ma era per questo pensavo non si parlasse più di questo tema. In realtà, come detto, e basterebbe anche rileggere i verbali che poi sono, e anche gli interventi degli auditi che sono appunto stati ascoltati in commissione per capire motivi. Ora, io non credo che sia tanto un discorso di numeri, quanti si sentono in un modo, quanti in un altro, perché immagino anch'io che fare un referendum in quelle vallate avrebbe un esito abbastanza scontato. Semmai credo che dovrebbe essere compito di un'amministrazione regionale andare a risolvere una situazione che ormai si porta avanti da troppi anni, cosa che questa amministrazione non ha in nessun modo voluto fare in questi anni. Noi siamo intervenuti anche con un ordine del giorno proprio, che tra l'altro mi pare che fosse stato accolto dall'assessore Torrenti, proprio per evidenziare una particolarità in quella zona e in quella situazione, particolarità che è stata non solo, come ovviamente orgogliosamente il popolo resiano afferma, riconosciuta anche dall'UNESCO con l'inserimento in quello che è l'Atlante delle lingue in via di estinzione, tra cui troviamo anche il resiano, cosa che dovrebbe portarci via più a tutelare quella lingua, se non fosse altro che per questo motivo. Ma c'è anche un altro passaggio che è stato fatto anche dall'amministrazione comunale circa la tutela e valorizzazione di quella che è la loro cultura, la loro musica, tanto da proporre una candidatura all'UNESCO proprio per ottenere questo. Ebbene, seppur il materiale che è servito per proporre questa candidatura sia stato validato anche grazie all'intervento dell'amministrazione regionale e del centro regionale di catalogazione e restauro di Passariano, quella candidatura, mi risulta, si afferma ancora presso il Ministero dei Beni Culturali. Io so che c'è stata anche un'interrogazione del collega Revelant che chiedeva cosa sta facendo la Regione su questo. Ho letto interrogazione non evasa, credo che sia di 1 anno e mezzo fa, se non 2 quasi, e siamo ancora lì, per cui a me dispiace che non ci sia l'assessore Torrenti, perché poteva essere l'occasione anche per capire a che punto è quella candidatura e quell'intervento, e più che altro perché sia fermo il tutto al Ministero dei Beni Culturali, visto che poi stiamo parlando di una cultura, di una musica, non stiamo parlando né di lingue, né di etnie, né di niente. Stiamo parlando di una valorizzazione di un qualcosa di particolare che dovrebbe essere considerato una ricchezza, soprattutto per una regione come la nostra, che su queste cose ovviamente anche si fonda e ovviamente fa, diciamo così, diventa anche importante anche per questi motivi e anche per queste ricchezze. E quindi io credo che da una parte sono anche contento ovviamente che c'è il ritiro del testo, perché poi saremmo dovuti entrare in altre valutazioni. Non so se riusciremo nel corso di questa legislatura a parlarne di nuovo in commissione, perché
ovviamente i tempi sono quelli che sono, però sicuramente da qui alla prossima, magari, legislatura, ci saranno da fare riflessioni per risolvere una volta per tutte questa problematica. Grazie.